Che mi pare che ci vuole da puttana che sciamo, non può essere che sciamo. 4 esattori del pizzo legati ai clan mafiosi in manette a Palermo dopo la denuncia della vittima, 2 imprenditori che hanno denunciato tutto. Oltre a pretendere il pagamento di decine di migliaia di euro, avrebbero anche tentato di farsi cedere una tabaccheria. 2 degli indagati, Benedetto Marciante, 60 anni, già sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di firma e ritenuto esponente del mandamento di Resuttana, e Gianfranco Cutrera, 45 anni, sono stati arrestati dai carabinieri mentre ritiravano una busta contenente 18.000 euro dal titolare di alcuni esercizi commerciali. Gli altri, Francesco Lovalvo, 74 anni, e suo figlio Michele di 46, sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di aver fatto da mediatori per ottenere uno sconto sulla somma richiesta inizialmente da Marciante e Cutrera. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dal sostituto Sergio Barbiere, era stata avviata dopo le denunce presentate da 2 imprenditori. In particolare Marciante, dopo aver manifestato con palesi atti intimidatori la volontà di appropriarsi illecitamente di una tabaccheria nei pressi del mercato ortofrutticolo di Palermo, aveva preteso dalle vittime una somma di 38.000 euro che, attraverso la mediazione anche dei Lovalvo, era diminuita a 28.000. Nel gennaio scorso infatti è stata monitorata la consegna della prima tranche di 5.000 euro nelle mani di Marciante. A questo denaro si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori 18.000 euro consegnati dalla vittima all'esponente mafioso in alcuni magazzini di via De Cervantes, che il Marciante, nonostante le numerose e recenti misure di prevenzione patrimoniali subite, gestiva unitamente a Cutrera come deposito di detersivi. Per la fine del mese di aprile era tuttavia prevista un'ulteriore consegna di 5.000 euro a completamento della richiesta estorsiva.